Oggi è una giornata estremamente importante, mi associo a quanto detto anche dal nostro Presidente della provincia sul tema della sinergia. Oggi più che mai è importante, soprattutto per il Polesine, parlare di sinergia, per tutta una serie di motivi. Stiamo abbandonando forse l'epica faccenda di questa divisione di un Polesine che vede l'alto, il medio e il basso. Sembriamo in Egitto, no? Una volta c'era il faraone che cingeva la corona dell'alto e del basso Egitto. Insomma, cerchiamo di superare questo modus di pensare che è sicuramente arcaico e che non ci fa bene. Siamo legati da tante cose noi polesani, sicuramente dalla storia, sicuramente dalle radici, sicuramente da un animo che ci vede lavorare braccio a braccio in maniera instancabile. Poi chi si loda si imbroda, ma insomma cerco di essere più oggettiva possibile. Ci distinguiamo da una volontà di voler far emergere le nostre risorse che ci sono, e quella turistica non è sicuramente l'ultima, e anche l'archeologia. Perché? Perché si parla di scavi a Fratta, Polesine, si parla di scavi a Melara. Io sono ficarolese, per cui erano famosissimi direi, gli scavi del Chiunsano, che ancora oggi fanno storia e sono studiati dalle università anche della Germania con pubblicazioni vivide e anche efficaci, direi, perché insomma sono tuttora materia di studio. E oggi siamo qui ad Ariano. Si dice che l'eternità sia fatta da una linea continua, no? Nell'archeologia si parla di eternità e di immortalità, si associano questi due termini, e difatti l'archeologia, nel momento in cui vede una scoperta, crea lì una linea dell'infinito, crea lì la linea dell'eternità. Quanto è importante poter parlare di eternità per noi. E anche il Polesine deve avere la sua eternità in molte cose, nelle scoperte sicuramente, nella volontà di crescere, nella volontà di far emergere le proprie risorse e nella volontà di non fermarsi. Io sono quella che sempre dice smettiamola, no, di identificarci come la Cenerentola del Veneto solo perché siamo al sud. Siamo ricchi di capacità, ricchi di persone che lavorano, e la sinergia di cui abbiamo parlato anche prima e che io riporto con tanto amore per la mia terra deve continuare ed essere eterna, come le scoperte che facciamo in questi anni nel nostro territorio. Ringrazio l'amministrazione comunale di Ariano, che oggi sicuramente ha davvero un motivo per festeggiare, per celebrare. Ringrazio i colleghi e le autorità che sono intervenute oggi, ciao Moreno, anche a dimostrazione dell'effettiva sinergia di cui stiamo parlando. Avanti tutta, andiamo avanti così che possiamo fare la storia. L'abbiamo già fatta, procediamo, continuiamo così. Grazie a tutti.